Bella ragazzi, ciao a tutti dal comandante veneziano. Fioi, siamo qui su PC Building o Building o Bolding Simulator. A voi, come sempre, la scelta. Raga, siamo qua in un inglese come indiano perfetto, che siamo già a livello 3, quasi 4. Ho fatto di quelle cose incredibili, non so neanche io come. Sono riuscito a capire un po' il tutto, adesso però vediamo di farlo in diretta. Allora, su questo PC dobbiamo... Cioè, guardate ragazzi la figata. Lui vuole giocare a Overwatch e devo praticamente riuscire a mettere la configurazione per poterlo giocare. Poi su questo dobbiamo fare un upgrade della CPU e su questo invece portare il 3D Mark score a 5604. Allora intanto ci prendiamo questo che sappiamo come noi gaming vogliamo subito, noi gamer, sì, noi gaming vogliamo subito i PC pronti per giocare. E questo che è più veloce. Adesso abbiamo questo compito, questi 3 PC quest'oggi. Allora, dedichiamoci un attimo a questo. Ok, non apriamo. Allora, intanto vediamo i requisiti. Vediamo i requisiti per sto fottutissimo gioco. Allora, cavi. Questo gioco è veramente una figata incredibile, ragazzi. E spero aggiungeranno anche altri giochi nella lista, adesso faccio vedere. Ok. Ah, questo ama la neve come il culo. Sì, però se non metto la penna USB lei è un po' dura. Allora, vediamo. Questo è il programmino per capire le specifiche. Ok. Allora, guardate i giochi, ragazzi. Speriamo ce ne siano di più, perché Overwatch. Oh madonna. Allora, lui praticamente ha bisogno... No, però noi minimo facciamo i raccomandati. 6 giga, 4 giga dedicata. Lo storage ce l'ha. È un Pentium, un Intel Core i5 6005, un Nvidia GTX 980. Però io vorrei capire, vedi, nei minimo lui cosa vuole? Raccomandati? Raccomandati, ok. Lo dobbiamo comprare. 2 giga di RAM forse bastano, vediamo. Ora forse ce li ho anche già, aspetta. Cazzo è la RAM? Come cazzo è messo? Vabbè, comunque ne ha 4 giga. Dovrei già avere, ce l'ho già forse a casa, forse l'avevo comprato in più, una cosa che ho comprato in più ce l'ho già. Avevo bisogno di una 980 e un AMD R9 280 di processore, no, scusami, di processore. Aspetta, non posso da qua, fanculo, vedo un cazzo. Ora un i5 6005 e una 980. Allora, graphic card. Quanto mi paga però sto stronzo, vorrei capire. 135 dollari. Ci vado in perdita così. Boh. $960. $340, spara. 325. Sì, ma com'è possibile che vada in perdita? Cioè lui mi paga così poco e devo comprare sti pezzi qua. Scusa un attimo. No, non capisco sta storia però perché... Cioè lui vuole i raccomandati, per carità di Dio, è giusto.
Sì, sì, così. Bello. Costano uguali. Costano uguali. Mettiamoli quella più figa, dai, tanto. Sì, però che palle. Wi-Fi 6500. Ok. Almeno qua la RAM possiamo metterla già. Rame. Sì, che in realtà bastava anche meno, però stava meno risparmio qua perché stanno girando anche i coglioni, sinceramente. Ok. Poi abbiamo graphic card. Sì, non è ancora arrivata perché non ha fatto ancora l'ordine. Qua vediamo che CPU c'ha, così la compriamo subito per fare un ordine unico almeno di 2 computer. Ok. Rimuoviamo questo è l'AMD Ryzen 3 Quad Core 1200. Ok. Io so ne faccio sempre una alla volta, ragazzi, perché sennò capisco un cazzo. Vabbè, gli basta il 1300. Vediamo questo quanto mi... sì, ne guadagni da su un altro, però comunque mi girano un po' i maroni perché... Ok. 3-5 voglio subito. Spero che siamo in perdita, ma non so, spero di non sbagliare qualcosa. Cioè, impressionante. Ok, la roba è arrivata. Allora, cominciamo da sto fio della mignotta qua. Rimuoviamo la scheda grafica. Comunque questa è proprio una chicca, cioè che addirittura cioè, devi metterli ai posti giochi. Allora. Proprio si posso anche venderla, almeno quella me la vendo. Cioè. Perché se non posso neanche venderla mi girano i maroni. I cabli, ragazzi, senza i cabli non si può fare niente. Ok. Dopo cosa devo togliere? Il procio? Il procio. Il procio. Ma che cazzo di processore hai? Cioè, datti una refata, cazzo. Ok. Mettiamo anche questa che metto. Cazzo vuoi di più? Installiamo. E... Era questo, sì. Sì, sì, era questo. Non mi più un cazzo, bene. Sono quelle cose belle della vita. Ok, Bomber, allora... vediamo se va. Vediamo se il porco va. Allora. Yes, si ho speso un sacco di miliardi. Però qua vuole anche il... Vediamo, finora ho visto giochi che vanno al 5 di... Come si dice?
a 7 fps, ragazzi. Vediamo come va questo. C'ho 980, un i5 6500, 8 giga di RAM, ma insomma dovrebbe andare abbastanza bene. Vediamo. Madonna, benissimo. 10 fps, però il gioco va. Oh my god, vabbè, qua fa 10 fps. Ah, qua 26, allora è un po' meglio. Scusate. 26 fps. Tarara, che bella donna. Qua 23. Vabbè, 23 giga. Ok, a posto, questo PC è servito e riverito. Ok, qua abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo speso una cifra scandalosa. Oh, li recupereremo, cosa ti dico? E questo ce lo portiamo qua. Ok. Se lo mettiamo qua, tanto finiamo questo. La cosa non vedo più è l'upgrade della CPU. Allora, la CPU. Ok, si devo vendere un po' di roba, però che sbarra la vendo, cioè. Ok. I cable, vai di cable. Vai. 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 E via. Dovremmo esserci, spero. Ok. E vabbè, installiamo adesso la penna. Ok. Buono. Oh, tanti amano la neve, molto bene. Dai che siamo a meno 200, possiamo andare sotto fino a 1000 euro, però che sbaglio, non riesco a accumulare ancora niente, cioè mi sta un po' sui maroni sta roba. Ok. Bello, 9 fps. O ci sono delle missioni che non capisco che devo fare, robe in tempo più veloce, non lo so. Se sapete qualcosa, ragazzi, aggiornatemi. Qua va meglio, se dove c'è la Jeep in scala, soprattutto, tutto è meglio. Tutto è possibile. Tutto, tutto è possibile. Devo ancora vedere un PC su 60 frame. E qua 20... Madonna. Io spero che mi chiederanno un giorno veramente il PC, quello da gara, o quello ignorante.
Ok, comunque insomma ho visto anche PC che su tutte e tre le schermate davano 10 fps, quindi chi si accontenta gode, insomma. Ok, dopo ho visto degli upgrade dove posso i fili metterli automaticamente, che non sarebbe cosa brutta, però ci vogliono tanti soldini. E anche questo è andato. E adesso ragazzi c'è la... Questo dobbiamo fare un punteggio di 5600 col 3 di Mar, quindi questo penso sia già qualcosa di più ignorante. Ora vediamo quanto fa, almeno capiamo dove possiamo... Ma porco due. Non è che voglio proprio perdere i soldi così, quindi cerchiamo di mettere le cose minime. Ok. Buono. Allora. 3D Marks. Vediamo che punteggio fa. Allora, restart now. Yes. Allora, vai. Sì, ma io non posso capire che non ho neanche mai visto punteggi così alti, cioè... Comunque adesso vendo anche un po' di roba se posso, che non mi ricordo come cazzo si fa. Cioè se posso venderla anche senza prima installare le cose. Vabbè, qua fa 9 fps, mi sembra una cosa buona e giusta. Però qua attenzione, qua ne fa 41, quindi non è un PC scandaloso, eh. Qua è sopra i 30, quindi va bene. E qua 35, finora il PC con delle prestazioni migliori, finora che ho visto in questa carriera su PC, in PC Cume Simulator, perché è il Cume che fa la simulazione. 36 fissi qua proprio. Oh, attenzione, il PC da gaming è pronto. Dai però vecchio che voglio sistemarglielo. Punteggio 5407. E lo vuoi insomma. Ma c'è uno Sly 970 gaming. Ah, il porco uno Sly. RAM c'ha 4 giga. Non vediamo più niente di RAM. Questo intanto queste robe si vendono, intanto non servono un cazzo, sono usate, cosa diamo roba usata alla gente, dai, prego. Qua abbiamo... questi possono servirmi. Un cazzo, no, vabbè. Allora devo prendere la RAM. Potremmo aggiungerli per quali ha però. T4 Silver 4G, ok. Il porco qua mi paga 2,20. Allora ne metto una da 90. Potrebbe anche bastare forse. C'ho 8 giga di RAM in più, secondo me dovrebbe fare qualcosa. Ok. Però lo voglio subito. Speriamo bene. Tanto prendiamoci i soldi delle altre. Ok.
E collect. Siamo a level 5 siamo, Ok. È arrivato, speriamo possa bastare. Ora install, memory. E scusa, potrei per piacere... Grazie. Ok. Speriamo, fioi, speriamo, perché... Cioè, se no... Devo andare fuori gli altri soldini e non mi piace come cosa. Vediamo se faccio 5600 e 4. Beh, qua ho aumentato un FPS, grande roba. Dio mio. Adesso vediamo se non va così, cioè... Gli aumento la CPU a sto punto, che scheda grafica secondo me mi costa di più. Non vedo grossi miglioramenti. Speriamo, ma... Forse potevo fare un po' meglio. (41,9). Un FPS ho migliorato, quindi poca roba. Devo fare 5604 punti. Che balle però. È la prima volta che mi capita una missione così. Dopo ragazzi anche voi insegnate, cioè spiegatemi se qualcosa da fare, poter spendere meno, avere, non so se conviene prendere in stock delle cose prima o che cazzo ne so. Cioè io ve lo chiedo. 5 mi sei, ciao. Ciao bravo. Ora vediamo che CPU ha sto stronzo. Però non capisco perché ti pagano così poco, cioè mi faccio un culo. Cioè secondo me sto sbagliando qualcosa perché veramente non ho soldi. Non riesco ad accumulare. Vabbè, metto altri giga, ora ne metto altri. Quanti abbiamo? 8 e 4. Ho ancora 2 spazi, uno spazio mi sembra. O 2. Se qua anche sì, per carità, anche questa scheda fa abbastanza cagare, però... Che processore ha? Beh, il processore fa cagare. Allora facciamo così. Dopo, forse che ci vorrà diciamo più tempo per fare soldi, penso. Io al massimo compro roba in più. Allora qua abbiamo 1300 X. Mi indebito che sporo. I big money ragazzi, i big money. Così dovrei farcela però. E se no non so veramente, cioè, cosa devo fare, perché comunque la scheda grafica mi costa di più. Mettiamo anche questa. Il procio. Bah. Speriamo che sia sufficiente. Perché sennò veramente devo spendere cifre impossibili.
Ok. Ah. Questa non l'ho ancora messa. Ti prego, vecchio. Ok. Ok, ho 5 fps in più. Speriamo. Se no che spazio di compro una scheda grafica e vaffanculo, a meno stai zitto. Cioè, l'unico negozio di computer che ne va in perdita, Dio Cristo. Posso andare solo fino a 1000, eh? Sono quelle cose belle della vita che ti fanno capire che è bene fare l'imprenditore, bravo. La tua aziendina di sistemazione PC sta funzionando, bravo Kuma, mi stai piacendo, 14,7. Qua rimane sempre uguale. Dio madonna. Sborra 50 giga di RAM. Forse serve la scheda grafica, però... Cioè, vaffancuore. Per carità, è vero che forse solo con la scheda grafica vi spendevo i soldi che ho speso per la RAM e tutto, però... Vabbè, dai. Non pensavo che per 200 punti... Per carità, io 3D Mark non sono esperto di questo per i benchmark, però... Fancuore. Volevo risparmiare qualcosa, invece alla fine spenderò praticamente probabilmente $300 in più se non va a costa qua. Farò i 5600, chi lo sa, lo scopriremo tra poco. Oh madonna, 5009, sono andato anche oltre, chiaramente lo immaginavo. Però vabbè, almeno ce l'ho fatta, dovrò un attimo prendere confidenza per cercare di spendere meno possibile. Piano piano ragazzi, piano piano. Tanto il cume ai big money. Però ce l'abbiamo fatto. Portato. Vediamo almeno di tornare, speriamo se riesco a tornare almeno in più. Allora. No, non ci vado, no. Allora, questa la cancelliamo. Poi abbiamo l'upgrade fatto. Discar. Vabbè, sempre la solita. Nuovo pezzo. Congratulations, livello 4, roba nuova. Upgrade. 8000, ok. Mi dà 400, accettiamo questo per la prossima volta. Vedi che i soldi cominciano ad aumentare. Installa Intel Core i5, upgrade, ok, mi dà altri 400. Dai, stanno aumentando. Lo so, non posso stare sotto i 1000. Parti nuove. E qua 220, 3D Mark 21 completo. Ah, qua devo completarlo in 9 giorni. Ah, ok, perfetto. Quindi ho qua anche delle scadenze. Perfetto, raga, sotto il comando veneziano, sto gioco spacca. Ciao!